AstraZeneca, nuove indicazioni della regione alle ULS, richiami per gli under 60 solo con Pfizer e Moderna. Sono 36.000 le persone interessate in tutto il Veneto. Zaia, fra poco tempo AstraZeneca e Janssen non serviranno più. In tantissimi dentro e fuori la chiesa a Visnadello di Spresiano per il funerale di Bruna Mariotto, la cinquantenne uccisa dal suocero con un colpo di fucile. Affetto e solidarietà per il marito e la figlioletta di 13 anni. Paura in autostrada, ferito un uomo di 56 anni che ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il guardrail all'altezza dello svincolo per Conegliano. Vigilia della festa di Sant'Antonio, ultimi preparativi per accogliere i pellegrini nel sagrato della Basilica. Media Nord-Est pronta a trasmettere tutta la giornata in diretta su Rete Veneta a partire dalle 5:25. L'assessore regionale al turismo, il trevigiano Caner, si lancia col parapendio per promuovere il volo sul Grap e sulle prenotazioni di luglio-agosto al mare e montagna dice già all'80%. Il nuovo museo Salce, la mostra dedicata ai manifesti del cinema del maestro Casaro, doppia inaugurazione a Treviso tra Santa Margherita e Santa Caterina. Per il sindaco Conte una svolta per il turismo in città. Esordio della nazionale agli europei 2021, una partita che ha assunto un significato particolare perché ha riportato i tifosi nelle piazze davanti ai maxi schermi, un primo ritorno alla normalità. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano il caos AstraZeneca, un caos a livello europeo che si sta declinando però anche nei vari territori, con la regione del Veneto che ha diramato nuove indicazioni operative alle ULS del territorio, soprattutto per quanto concerne i richiami per gli under 60 che saranno trattati tutti con Pfizer e Moderna. Così ha assicurato oggi da Vittorio Veneto il governatore Zaia. Tutti i richiami AstraZeneca sotto i 60 anni non verranno fatti con AstraZeneca ma con Pfizer e Moderna. Quanto valgono questi? Valgono circa 36.000 dosi, 36.072 dosi. Quindi io comunico che noi già dalla mezzanotte di questa notte, di oggi, abbiamo dato disposizione a tutti i direttori generali di somministrare sotto i 60 anni per la seconda dose solo vaccini ad RNMA, quindi Pfizer e Moderna. L'indicazione diramata a tutte le ULS del Veneto è chiara e recepisce a strettissimo giro di posta le nuove raccomandazioni del CTS, destinatari tutti quegli under 60 ai quali in una prima fase era stato somministrato AstraZeneca, quando a consigliarlo erano le stesse autorità regolatorie. In termini operativi c'è una campagna vaccinale da ricalibrare ancora una volta. Pesa molto anche perché considerate che sono tutte dosi che noi abbiamo programmato in maniera molto puntuale, in maniera tale da essere performanti nella vaccinazione. Dovremmo recuperare 36.000 dosi. Ho parlato questa mattina, già alle 7 di questa mattina, col generale Figliuolo. Ovvio che la situazione del Veneto è una situazione che poi si protrae e si estende a tutta Italia, perché eliminando sotto i 60 anni AstraZeneca e Johnson & Johnson il problema c'è. E il problema c'è soprattutto in prospettiva proprio per i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson. Purtroppo mi tocca dire, avevo ragione quando da mesi sto dicendo che andavano su un binario morto. Stanno andando su un binario morto perché noi sostanzialmente avremo delle seconde dosi per gli over 60, per chi ha più di 60 anni, e dopodiché AstraZeneca e Johnson & Johnson per me sono vaccini che tra qualche settimana non serviranno più. In Veneto però il caos AstraZeneca che si sta consumando a livello europeo riguarda solo i richiami. Già a inizio primavera infatti la regione aveva stoppato l'uso del siero anglo-svedese per gli under 60, scelta che Zaia ha rivendicato pubblicamente anche oggi nel corso di una inaugurazione a Vittorio Veneto. Che se avete meno di 60 anni in Veneto è impossibile che vi facciano AstraZeneca. Quindi avete capito che... No, ma ve lo dico ragazzi. Siccome vi siete divertiti per mesi a guardare le tabelline e vedere chi era più bravo a far vaccini, adesso avete capito perché noi avevamo più magazzino degli altri, perché io ho proibito che facessero AstraZeneca e Johnson & Johnson sotto i 60 anni. In Veneto non è accaduto. È accaduto quando la raccomandazione dell'AIFA diceva fatelo obbligatoriamente sotto i 55 e poi sotto i 50. A un certo punto ad aprile hanno detto no, fermi tutti, fatelo sopra i 60. A quel punto noi abbiamo detto basta. La commozione e il lutto di Spresiano. Oggi l'ultimo addio a Bruna Mariotto, la cinquantenne, uccisa dal suocero sotto gli occhi della figlioletta di 13 anni. Bruna è stata un dono. Siamo qui per
rivolge al marito e alla figlia di Bruna Mariotto. Un appello accorato e profondo, quello di Don Giovanni Stasi, che ha celebrato le esequie nella chiesa di Visnadello di Spresiano. Un invito che è rivolto alla famiglia di Bruna, la mamma, il fratello Dennis, il cognato, a tutti i presenti, circa 300, le persone che hanno voluto partecipare al dolore per una vita spezzata a 50 anni dalla tragica vicenda di sangue che ha scosso la comunità. Un invito commovente alla vita, alla fiducia nel futuro, nel segno dell'amore e della riconciliazione, ciascuno con la propria storia, nonostante sia un bagaglio pesante da portare sulle spalle. E la cicatrice va guardata. E la cicatrice va addirittura amata, perché ci ricorda la nostra storia di bene e di amore. Però, come diceva sempre San Paolo, lasciatevi riconciliare con Dio, ma anche con la nostra storia. Poi le lacrime che lasciano spazio alle parole in ricordo di quel tragico 2 giugno, lette da una cugina della cinquantenne che ha concluso l'ultimo saluto a Bruna dicendo: Signore, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Saranno lunedì a Lovadina i funerali di Lino Baseotto, suocero di Bruna, che dopo averla uccisa si è tolto la vita. Incidente questa mattina poco dopo le 11 lungo l'autostrada 28 nel tratto tra Pordenone e Conegliano, all'altezza dello svincolo di Conegliano. Un automobilista di 56 anni residente in provincia di Bologna ha improvvisamente perso il controllo della sua auto scontrandosi violentemente contro il guardrail che delimita le due direzioni, quella per Conegliano e quella per l'A27. Sul posto è atterrato l'elisoccorso del SU M118 arrivato insieme ad un'ambulanza e un mezzo dei vigili del fuoco. Per il 56enne solo traumi di media gravità. La corsia verso Conegliano è rimasta chiusa per oltre un'ora con tutti gli intuibili disagi al traffico. Parliamo adesso di economia e turismo con i dati confortanti che arrivano dalla regione del Veneto. Nella seconda estate, al tempo del contagio, la riapertura dei confini sta facendo crescere le prenotazioni per le vacanze in Veneto. Così Caner. Noi abbiamo le prenotazioni che a luglio e agosto in certe situazioni vanno anche all'80% di prenotazione dei posti a disposizione. Dati più che confortanti per la prima fonte economica del Veneto, soprattutto considerando quello che preannunciavano molti analisti del settore. Quando tutti dicevano che ci sarebbero voluti 3-4 anni per la ripresa turistica, io dissi che sicuramente per tornare agli anni record del 2019 qualche anno magari ci vuole, ma non sicuramente per la ripresa turistica. Richieste a tutti i livelli. C'è tanta richiesta di turismo veneto, nazionale ma anche internazionale, quindi abbiamo un giugno ancora un po' ballerino anche per effetto di questo Green Pass che deve ancora uscire in maniera diciamo ufficiale, anche se ufficiosamente è già stato definito, però luglio e agosto già le prenotazioni fioccano ovunque. E l'altro dato più che confortante arriva dall'estero per il nostro litorale. C'è tanta voglia di mare, quindi noi vediamo tanti austriaci, tedeschi o delle famiglie norvegesi che arrivano direttamente in auto e che vogliono venire nel nostro litorale. Tiene comunque la montagna, l'anno scorso vera protagonista delle ferie, mentre infine c'è attesa per città d'arte e siti particolari come le colline UNESCO. Ci sono delle aree, delle zone che tirano di più rispetto ad altre, però anche le colline di Conegliano e Valdobbiadene, quindi vedrete che anche qui avremo delle grandi soddisfazioni a breve. Ed è proprio per promuovere il turismo, in particolare sul Grappa, che l'assessore regionale Canera che avete appena visto si è lanciato con il parapendio dal Col del Puppolo, ovviamente passeggero di uno dei tanti maestri del volo su vela. Canera prima diligentemente ha ascoltato le istruzioni per la partenza, poi ha proceduto alla vestizione e infine si è staccato dal suolo, come vedete nelle immagini, per un volo durato oltre mezz'ora. Va ricordato che il Col del Puppolo a Borso del Grappa è una delle mete classiche del volo su vela, non solo per gli appassionati trevigiani o veneti, ma per tutti gli sportivi d'Europa. A Treviso per un importante taglio del nastro questa mattina per il restauro della chiesa di Santa Margherita, diventata la sede definitiva della collezione di manifesti di Nando Salce, tra le più importanti al mondo. Inaugurata con l'occasione anche la mostra dei manifesti di Renato Casaro, disegnatore trevigiano dei cartelloni di film che hanno fatto davvero la storia del cinema.
Ecco la nuova e definitiva casa della collezione di manifesti di Nando Salce ed ecco la chiesa di Santa Margherita, restituita ai trevigiani come museo, deposito ma anche spazio espositivo. Oggi l'inaugurazione della seconda e più importante parte del progetto per dare una sede definitiva ai quasi 50.000 pezzi raccolti dal ragionier Ferdinando del 1895 che con il testamento del 1962 donò allo Stato. Stato, nella fattispecie Ministero della Cultura e poi anche Regione Veneto, che in 7 anni hanno investito 7 milioni di euro per recuperare nella chiesa di San Gaetano i laboratori di restauro e questa lungo il Sile questo spazio conservativo unico nel suo genere, perché Santa Margherita non è solo un magazzino. È un sito sicuramente accessibile, basta venire in biglietteria, basta chiedere una mail, abbiamo personale disponibile per le consultazioni, anche per chi ha una semplice curiosità, si ritrova in un manifesto che magari lo incuriosisce e vuole vederlo dal vivo. Pezzi unici per cultura, storia e bellezza, come questo primo bozzetto originale per l'etichetta dello champagne più famoso al mondo, o il manifesto per l'attivazione del trasmettitore più potente in Europa della radio italiana. Immagini che coinvolgono tutti, dentro e fuori i confini nazionali, per un museo destinato a fare la differenza anche nella scelta degli itinerari turistici. Oggi definitivamente facciamo il salto di qualità, diventiamo a tutti gli effetti una città turistica, perché abbiamo una proposta internazionale da proporre ai nostri turisti. Noi abbiamo sempre puntato sulla bellezza e sulla qualità che caratterizzano la nostra città e caratterizzano anche la selezione del turismo che noi vogliamo portare qui da noi. Ci pone veramente come bandierina sul gotha mondiale dell'illustrazione del Novecento, perché pensate che siamo secondi solo al Museo della Pubblicità di Parigi, quindi è un'eccellenza veramente mondiale. Manifesti che diventano spettacolo per chi varca la soglia del museo, con proiezioni che diventano cascate interattive o che riportano il ciclo di Sant'Orsola di Tommaso da Modena, dove era prima che l'abate Bailo lo staccasse per salvarlo dalla distruzione napoleonica. Spazio multimediale per i bambini e spazio espositivo, inaugurato oggi contestualmente con la mostra dedicata a Renato Casaro, la matita trevigiana che ha creato i manifesti di film che hanno fatto storia, partendo dallo storico cinema Garibaldi. È il primo praticamente a Treviso, era quello che mi dava la possibilità di entrare, di sognare proprio, perché realizzavo già i sagomati per i film diciamo annunciati, per annunciare il prossimo film. Il primo che ho fatto, mi ricordo, era Ulisse con Kirk Douglas. 170 manifesti per relativi film esposti fino a fine anno del maestro che il sindaco Mario Conte ha nominato ambasciatore mondiale della cultura trevigiana. Casaro, che ci ha anche svelato di aver disegnato i cartelloni per signore e signori. L'ispirazione è stata la famosa scappellata trevigiana, no? Questa che si leva il cappello in segno di omaggio o di corteggiamento e lei che si gira molto timida, ecco la torre di Treviso, quindi questo è stato il manifesto che non è molto visto perché appunto essendo una riedizione insomma non ha più, però è secondo me è un bel simbolo. Ma dalla Marca oggi è partito anche un altro importante progetto di natura ambientale. Ora comandano il movimento del robot, quindi vediamo che il robot procede, questo avviene in modo robusto e il bidone viene pesato, quindi allo svuotamento. Si chiama Wally ed è la nuova frontiera della raccolta dei rifiuti porta a porta, un sistema robotico dotato di intelligenza artificiale capace di identificare e manovrare i bidoni dai 21 ai 240 litri. La presentazione all'autoparco di Vittorio Veneto davanti a istituzioni locali, prefetto, autorità, lo stesso governatore del Veneto Zaia, per un progetto pilota che guarda lontano. A idearlo Giampaolo Vallardi, presidente della Commissione Agricoltura al Senato e guida del Consorzio Servizi di Igiene del Territorio, che si è mosso con Savno e il Consorzio di Bacino Sinistra Piave. Questo è stato costruito in casa, è stato costruito artigianalmente, tra l'altro durante il periodo di lockdown, tra mille e mille difficoltà, però ci siamo riusciti, siamo al 70%, forse 60-70% delle sue possibilità. Wally oggi può caricare i rifiuti, domani mattina può giocare a scacchi. In attesa di uno scacco matto, Wally entrerà in funzione già da lunedì nella zona tra Conegliano e Vittorio Veneto, ma si pensa
pensa a un suo utilizzo su larga scala. Dobbiamo continuare a svilupparlo, è un ragionamento che faremo assieme a tutte le multi-utility del settore. Automatico e connesso al cloud, Wally consente all'operatore ecologico di non scendere dal mezzo e qui scatta la precisazione. Non portiamo via il lavoro assolutamente di nessuno, anzi gli operatori avranno più tempo per tenere più pulito il territorio e quindi sicuramente è un grande investimento nell'interesse dell'ambiente nostro e del futuro dei nostri figli. Serve perché i livelli con i quali operiamo nella raccolta differenziata sono così elevati che serve inventare veramente qualcosa di nuovo per ottenere ulteriori miglioramenti. La dimostrazione che oltre a saper cercare l'innovazione e svilupparla c'è anche la volontà di non fermarsi ai risultati ottimi che ha raggiunto questo territorio. Quanto alla scelta del nome, Wall-E, io sono un grande appassionato del film di Walt Disney, di Wall-E, e chiaramente non potevamo chiamarlo con lo stesso nome, è il cugino italiano di Wall-E. qualità della vita e qualità ambientale che è stata segnalata anche da una recente classifica nazionale sulla qualità delle istituzioni pubbliche che vede la provincia di Treviso al terzo posto. È bello vedere che siamo la prima provincia in Italia delle regioni a statuto ordinario, perché ricordo che Trieste e Trento sono insomma due province di regioni a statuto autonomo. La provincia di Treviso occupa il terzo posto nella classifica dell'Institutional Quality Index, l'indice che misura la qualità delle istituzioni pubbliche a livello provinciale in base a dati oggettivi come servizi pubblici, attività economica territoriale, giustizia, corruzione, livello culturale e partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. È un risultato che paga il lavoro costante di sempre piccoli passi in avanti, supportato dallo staff della provincia e comunque con indicazioni chiare. Un riconoscimento, aggiunge Marcon, che gratifica e pone in evidenza la qualità della vita in una provincia di Treviso passata dal 10° al terzo posto negli ultimi anni. Efficienza, partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, un sistema di sanità e di giustizia che funziona, un supporto del pubblico al privato. A guidare la classifica 2 province di altrettante regioni a statuto speciale, da qui una considerazione legata all'autonomia a cui il Veneto punta. Ho fatto riferimento a quelle 2 regioni a statuto autonomo che vedono sempre primeggiare quei territori su quelli a statuto ordinario perché godono già di alcune forme di autonomia che aiutano. Laddove c'è autonomia c'è maggiore responsabilità e ciò non significa favorire gli altri, significa mettere in evidenza i modelli positivi e cercare che altri territori li mutuino. Noi potremmo essere sicuramente d'esempio. Inseguito e bloccato mentre stava rivendendo una bicicletta rubata del valore di 500 euro a una ragazza. La polizia locale ha fermato un 17enne originario della Guinea, residente a Treviso, trovato in possesso della bici nuova sottratta al legittimo proprietario qualche giorno fa al liceo scientifico da Vinci e poi rimessa in vendita sui social a metà prezzo. Il 17enne ha ammesso il furto ed è stato denunciato alla Procura dei minori di Venezia per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Dal comando, dei vigili fanno sapere che i furti di biciclette, soprattutto in stazione dei treni e vicino alle scuole, stanno diminuendo sensibilmente, ma assicura il comandante Andrea Gallo, la soglia di attenzione rimane alta e i controlli procedono. Ritorniamo a parlare adesso di terreni privati da trasformare in cimiteri per animali. Al momento sono 4 le proposte arrivate a Casugana. Abbiamo moltissime richieste di cittadini che chiedono come fare per i loro animali d'affezione, che io non banalizzerei la cosa perché effettivamente sono animali a cui ci si lega per tutta la vita dell'animale. Sono oltre 46.000 gli animali d'affezione entrati a far parte a tutti gli effetti delle famiglie trevigiane. Cani, gatti, uccellini o piccoli roditori che si sono ritagliati uno spazio importante all'interno delle case dei loro proprietari, che ora chiedono un'area dove poter ricordare e lasciare un fiore quando il proprio amico non ci sarà più. Da tempo l'assessore comunale di Treviso Manera sta pensando ad una soluzione in tal senso e ora Casugana, dopo aver recepito la legge regionale in materia, è pronta a concedere che alcuni terreni privati siano destinati a cimiteri per animali. Abbiamo deciso da questo punto di vista di regolamentarli in maniera chiara per evitare anche un proliferare di aree non idonee alla situazione. Al momento sono già arrivate richieste da parte di onoranze funebri disponibili a realizzare questi spazi. Ne abbiamo ricevute 4 ancora precedentemente all'entrata in vigore della norma, adesso vedremo se hanno tutte le caratteristiche idonee. Ma potrebbero essere molte di più le disponibilità, sarà necessario valutare le singole richieste visto che le aree dovranno rispondere a determinati
determinate caratteristiche come la conformazione morfologica, la distanza dalla falda e la presenza di parcheggi. Se vedessimo un proliferare di aree, chiaramente le bloccheremo perché c'è una disponibilità anche dei territori, per quanto privati, limitata, e in secondo caso potremmo anche valutare di fare un'area pubblica, ma quello è l'estrema ratio della situazione. Ieri sera l'esordio della nazionale agli europei di calcio, che ha segnato un ritorno alla normalità su tanti fronti. Le note del Dino di Mameli sono risuonate dai balconi delle case italiane per sentirsi meno distanti. Oggi invece si può cantare a squarciagola in piazza in una sera di giugno insieme agli amici davanti ad un maxischermo per l'esordio della nazionale di Roberto Mancini agli europei. Un assaggio di normalità dopo tanti mesi di restrizioni. La gente aveva voglia di uscire, è un evento che appunto vuole mirare a portare fuori le persone, a rivivere un po' anche il quartiere, ritrovare un po' di socialità. Nel quartiere Santabona di Treviso si segue la cerimonia di apertura degli europei in uno stadio olimpico con 15.000 spettatori, altro segno di un ritorno alla vita pre-Covid. Poi il fischio d'inizio di Italia-Turchia, si seguono con attenzione le giocate degli azzurri, si soffre per un rigore negato, ma alla fine la serata sarà ricordata certamente per il 3-0, ma soprattutto per aver condiviso dopo tanto tempo qualche ora in compagnia. È molto piacevole poter vedere una partita fuori all'aperto con altre persone. Ma quanto è che aspettava questo momento? Beh, troppo tempo siamo stati chiusi. Dopo un anno comunque sì dai, fa un certo effetto. Un anno fa non si pensava di riuscire a fare questo, invece abbiamo fatto passi avanti. Siamo felici che siamo usciti fuori di quello coronavirus. Da un anno che non ho visto mio cognato con mia sorella. Prima volta che siamo usciti a bere qualcosa qua in centro fuori. È bello anche guardare le partite insieme agli amici, ad esultare insieme. Un ritorno alla normalità senza però abbassare la guardia. Distanze rispettate, mascherine indossate, nulla viene tralasciato per garantire la sicurezza. Noi qui abbiamo l'obbligo purtroppo e per fortuna di far firmare, dare il numero di telefono, nome e cognome di chi entra. L'emergenza Covid ha cambiato completamente il nostro modo di vivere e soprattutto il nostro modo di rapportarci con le uscite e con gli eventi pubblici. Ancora una volta il tifo per la nazionale unisce e dopo un anno particolarmente difficile i colori azzurri assumono un significato ancora più profondo. Era un anno che sta maglietta voleva essere esposta, quindi è uscita dall'armadio molto felicemente. C'è la pubblicità fra poco. Di nuovo in studio per andare a Santa Lucia di Piave, dove la signora Giuliana ci ha aperto le porte del suo giardino e della sua passione per le piante, mostrandoci la fioritura rarissima di una pianta di agave. Messa a dimora da tanti anni, l'agave, pianta grassa originaria del Nord America, scoperta forse da Cristoforo Colombo, è fiorita dopo aver raggiunto la piena maturità. Le cure meticolose della signora Giuliana, che coltiva nel suo giardino a Santa Lucia di Piave ogni tipo di pianta, hanno fatto il resto e non stupisce a giudicare da tutte le piante fiorite che campeggiano a casa sua. Ormai da 30 anni. Ormai da 30 anni, sì, è stata messa piccolina e poi è cresciuta e circa un mese fa abbiamo visto una metamorfosi. E così la meraviglia dell'imponente fioritura, la prima volta dopo 30 anni, rara per queste piante alle nostre latitudini, che la signora Giuliana orgogliosamente ha voluto mostrarci. Guardando su internet abbiamo scoperto che è una pianta che fiorisce ogni 25-30 anni, ma qui in questa zona è molto raro perché favorisce sempre le zone tropicali, magari il meridione d'Italia, ma raramente insomma. Insomma, quando si parla di cambiamento climatico. Andiamo a Belluno. In apertura ancora la vertenza ACC con delle rassicurazioni importanti che arrivano dal governatore Zaia, ma restano giorni cruciali per il futuro dello stabilimento.
Nell'incontro tra RSU, OS e il commissario straordinario Maurizio Castro c'è stata l'ennesima conferma di come ACC sia ancora attestata saldamente in territorio positivo, tanto da aver fatto segnare un più 26,2% della produzione rispetto allo stesso periodo 2020. Questo permette a chi ci lavora di sottolineare come non si sia mai vista un'azienda dichiarata insolvente continuare a produrre per 18 mesi senza un centesimo di credito bancario o di altro supporto finanziario. I dati sono la prova incontrovertibile che ACC, mal gestita dai fondi speculativi prima e dai cinesi poi, ha una struttura salda e sana e dunque un futuro vero in un quadro strategico dove una piattaforma europea è essenziale per il mercato. La vicenda di ACC è ormai un simbolo etico e politico, viene sottolineato, e lunedì le rappresentative sindacali incontreranno il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che intanto, commentando la vertenza, si è espresso così. Stiamo combattendo perché dal Ministero delle Finanze, del Tesoro, esca l'approvazione di quello che è l'articolo 37, che è già comunque un punto di riferimento. Dopodiché è ovvio che su ACC ci vuole un partner industriale, qualcuno che prende in mano la situazione. So che il Ministro sta lavorando seriamente e pesantemente su questo fronte e mi fermo qui perché le comunicazioni è giusto che le dia il Ministro, perché comunque l'obiettivo nostro è quello che l'ACC continui a vivere e si troverà una soluzione. Ieri il grande giorno che vi abbiamo trasmesso in diretta del treno elettrico da Conegliano a Belluno, ma resta un nodo, quello dell'interruzione della tratta tra Ponte nelle Alpi e Calalzo. Da bellunese che parla di turismo e bellunese, in contemporanea però c'è la chiusura della tratta Ponte nelle Alpi Calalzo per i lavori in corso. Se ci sono lavori vuol dire che la tratta tornerà ad essere aperta, vuol dire che riusciremo a tornare anche lì ad investire prima e poi chiaramente a pensare a che cosa per quanto riguarda quella tratta. Probabilmente è un bel treno ad idrogeno, una tecnologia anche nuova e la verità è che dobbiamo ragionare soprattutto su un'altra tratta che oggi non c'è, è che è quella che collega Primolano con Feltre, perché da lì che poi passerà il grande tunnel sotto il Brennero che ci può permettere di andare verso i paesi del nord Europa che sono una parte di territorio con milioni di persone interessate alla montagna bellunese. Dopo il primo treno elettrico, arrivato finalmente anche a Belluno, il Ministro ne sogna dunque anche uno a idrogeno. E visto che Movimento 5 Stelle e Lega sono ora nuovamente assieme al governo, viene espresso uguale ottimismo sulla tratta Ponte nelle Alpi Calalzo. Bisogna cercare sempre di essere meno impattanti possibili da questo punto di vista, però voglio guardare al futuro con ottimismo, visto che si fanno dei lavori, penso al domani, al futuro anche un po' più avanti nel tempo, come dicevo prima, il treno delle Dolomiti, treni nuovi, elettrificazione, insomma si stanno facendo lavori, quindi l'auspicio è che al fronte di questi disagi poi dopo un domani ci sarà un notevole beneficio sia in termini di mobilità, in termini quindi di trasporto e sia anche in termini ambientali. Governo nazionale, governo veneto e governo provinciale. Tutti ottimisti, almeno a parole, con la speranza che davvero abbiano ragione. Questo purtroppo è un problema che ogni estate capita perché questa è una linea che ha tantissimi problemi e deve essere rimodernata. Su questo non ci sono dubbi, anzi noi chiediamo anche che venga elettrificata proprio il tratto che va da Ponte nelle Alpi a Calalzo in modo da poter proseguire questo investimento che per il momento è finanziato solo, rimane diciamo così il tratto da Feltre a Montebelluna, Belluno, Feltre, Montebelluna. Vigilia del 13 giugno, festa di Sant'Antonio di Padova, ultimi preparativi per accogliere i pellegrini nel sagrato della Basilica e ultimi dettagli tecnici anche per la squadra del network Media Nord-Est, pronta a trasmettere tutta la giornata in diretta su Rete Veneta a partire dalle 5:25 del mattino. Un lavoro di squadra dall'alba sino al tramonto, a partire dalle 5:25 del mattino, per seguire con voi il momento in cui padre Oliviero Svanera aprirà il portone della Basilica per far entrare i primi pellegrini. I frati del Santo, custodi delle spoglie mortali di Antonio da Padova, si preparano a vivere un altro 13 giugno in tempo di pandemia, ma anche di rinascita. La squadra di giornalisti e tecnici del network Media Nord-Est è pronta a raccontare Sant'Antonio che cura le ferite,
Apre il cuore e lo spirito, benedice con una diretta che partirà proprio dall'apertura delle porte della Basilica e vi condurrà man mano lungo tutta la giornata. Protagonista lui, Sant'Antonio, la devozione e la fede del suo popolo che si esprime nel cero acceso, nel giglio, il fiore del santo, nelle preghiere silenziose con la mano posata sulla tomba. Una giornata scandita dal ritmo delle celebrazioni, dai racconti di frati e devoti, da momenti che resteranno nella storia. Il primo sarà il ritorno al santo della reliquia dell'avambraccio di Antonio, custodita e venerata dal 1652 nella Basilica della Salute a Venezia, che dopo 369 anni tornerà a Padova, dove per 7 giorni resterà sull'altare maggiore della Basilica. Nel pomeriggio la peregrinazio della statua del santo lungo le vie della sua città, con la benedizione di luoghi simbolo. Chi non potrà seguire la messa in Basilica lo potrà fare dai maxi schermi allestiti nel chiostro del noviziato e sul sagrato, dove sarà trasmessa la diretta di Rete Veneta. Per tutto il giorno sarà aperto il sito 13giugno.org e sarà possibile sostenere il progetto della Caritas Antoniana, che quest'anno ha scelto di aiutare i bambini di strada del Burkina Faso. Quindi appuntamento domani mattina a partire dalle 5:25 su Rete Veneta per chi vorrà vivere questa straordinaria giornata di fede e tradizione. Da Belluno e Treviso non ci sono particolari aggiornamenti dell'ultima ora, vi lascio alle previsioni del tempo, buon sabato sera. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Dopo tutta una settimana segnata da condizioni variabili, nel weekend l'anticiclone riuscirà a espandersi, mettendo fine a temporali e aprendo una fase più stabile. Vediamo dunque la situazione nel dettaglio. Sul Veneto, situazione di domenica 13 giugno decisamente buona, tanto sole un po' su tutti i settori della nostra regione, con il cielo che sarà sereno e sgombro da nubi, salvo per occasionali addensamenti, ma del tutto innocui. Clima caldo con valori sopra la media del periodo, temperature minime tra 17 e 22 gradi. Per quanto riguarda invece le massime, la colonnina di mercurio arriverà a toccare i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità, ampio soleggiamento, cielo limpido o velato e senza piogge. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 29-31 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà asciutto ovunque con tanto sole, salvo per isolati annuvolamenti, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime infine sui 32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.